Grazie. E Paolo Pizzolato, prima il Veneto. Grazie, direttore. Buonasera a tutti. Grazie Pizzolato, grazie molte. Poco da fare. E c'è, Pizzolato, chi propone di buttarli nel panevin, chi dice bisogna mandarli ai lavori forzati, chi dice bisogna mandarli in galera, buttare via la chiave, chi propone la pena di morte, chi è pronto ad aprire il fuoco. Arrivare a questo punto significa veramente portare, diciamo, l'esasperazione oltre una soglia fisiologica, no? Allora, arrivare a questo punto, secondo me, è arrivare al Far West. Io esprimo il sentimento personale e sono uno che è in possesso del porto d'armi, che però non ha mai acquistato un'arma perché so cosa vuol dire cercare di utilizzarla nel caso dovesse essere bisogno. Partiamo dall'inizio. Abbiamo un paese di 60 milioni di abitanti, 8 milioni di immigrati, 2 milioni ancora irregolari da regolarizzare. Abbiamo provveduto ad aprire tutte le frontiere, abbiamo avuto un'ondata di porcheria, come la chiamo sempre io, che è arrivata. È arrivata sia dai paesi dell'est, per carità nessuno me ne voglia, è arrivata con l'immigrazione africana. Questo riempimento che abbiamo avuto nel nostro paese, che è stato quello che è stato colpito più di tutti dall'immigrazione sporca, chiamiamola così, ma soprattutto anche il giro di droga che c'è all'interno di questo paese, che come potete sapere tranquillamente è quello dove si spaccia e dove è il numero di drogati più alto di tutta Europa, comporta un piano logicamente a livello politico che bisogna assolutamente fare, prendere in mano e studiare per cercare di attenuare quello che sta accadendo in questo momento. Ci troviamo di fronte a una vera e propria realtà che è quella dei cittadini che hanno paura dei ladri, hanno paura degli autovelox, hanno paura delle tasse, hanno paura di tutto e con la paura tu domini la gente. Quando la politica fa paura, si basa soprattutto sulla paura del cittadino, tu riesci a comandare. Mentre coloro che commettono i reati sanno perfettamente che in questo paese, soprattutto in questo paese rispetto al resto d'Europa, possono tranquillamente cavarsela perché sono preparati. Gli immigrati africani che vengono da questa parte sanno perfettamente le nostre leggi come sono strutturate, sanno perfettamente che se succede qualcosa loro sono tutelati. I banditi in questo momento sanno perfettamente che noi non possiamo difenderci più di tanto. Se ci fosse quell'effetto deterrenza dove, come in America, dico ho una pistola per casa, sicuramente ci saranno ancora i ladri, ci saranno ancora le rapine, gli assalti, i porti valori. Però prima di andare a pinare all'interno di una casa sapendo che l'abitante che c'è in quel momento all'interno dell'appartamento, all'interno della casa può difendersi, penso potrebbe anche fare in maniera di poter far ripensare a questo ladro l'intervento che potrebbe fare. Quello che capita è che da noi, guarda caso, il cittadino italiano viene martoriato ormai soprattutto negli ultimi 20 anni, sempre, costantemente, ce n'è per tutti, il gioielliere non può difendersi, se ammazza qualcuno deve anche pagare. Quello che è successo a Legnaro, al macellaio di Legnaro, che anche conoscevo, che adesso deve dare 300.000 euro all'albanese, che però è introvabile perché è scappato in Albania. L'albanese deve fare degli anni di pena qui in Italia, però non riescono più a trovarlo. È una cosa che è semplicemente ridicola. Lui è ancora in carcere a Venezia, deve pagare 300.000 euro a questo perché lo aveva portato via con la macchina, scaricato in un campo pensando fosse morto. Cioè, come si può andare avanti in questa maniera in un paese, considerarlo bello, considerarlo pulito, considerarlo uno dei migliori paesi del mondo, quando lo stato attuale è quello del fatto che il cittadino non conta assolutamente nulla? Questo è il problema. Il problema è che a noi non viene data importanza. L'italiano ha tanta pazienza e non è la pazienza quella che pensiamo noi, quella solita che porta pazienza, è la pazienza proprio che ormai è strutturata dentro perché dice ma le cose potrebbero andare peggio. Però ricordatevi una cosa, il giorno che l'italiano dovesse alzare la testa, dovesse ritornare di nuovo in mezzo alla strada per protestare o perché vuole qualcosa, guardate che sono cavoli amari sia per i politici di Roma sia per tutti quelli che hanno sporcato, compresi questi banditi, la nostra terra. Grazie Pizzolato. Grazie Cristian Zera, Pizzolato, Paolo Pizzolato. Guardi, direttore, brevissimi interventi, però qualche sassolino da levarsi via. Allora, certo. Prima mi sono dimenticato di dire una cosa. Quando stavamo parlando di sicurezza, noi di Prima il Veneto correremo con la nostra lista alle prossime comunali di Venezia. Pensi che nel piccolo sondaggio che stiamo facendo con alcuni gazebo fatti a Venezia in pieno centro Mestre, la gente ci ha chiesto nel nostro programma di mettere per la prima volta, solitamente veniva seconda, terza, quarta, di solito dappertutto nel programma elettorale per tutti i colori politici, ci hanno chiesto per la prima volta di mettere la sicurezza al primo posto, perché
Fra Venezia con gli scipatrici che non si riescono a mandare a casa, vogliamo sconfiggere la Russia ma non riusciamo a mandare a casa le scipatrici, fra via Piave, dove avevamo appartamenti che costavano 400.000 euro e adesso vengono 60-80.000 euro, è una cosa assolutamente impensabile, cercare di fare in maniera che la città non diventi di nuovo dei veneziani, di nuovo dei mestrini. Questo è il primo passaggio. Seconda cosa, io spero che abbiamo tanti veneziani in ascolto in questo momento, perché sinceramente mi sto un po' vergognando e mi levo un sassolino personale. Io ho visto la nuova consigliera regionale Laura Besio in un mese cambiare di casacca da Coraggio Italia a Fratelli d'Italia e trovarsi eletta in consiglio regionale, lasciando per la strada altri ragazzi di Fratelli d'Italia che probabilmente più vecchi di lei, più anziani di lei, con più esperienza di lei, meritavano, penso, di andare a fare i consigli regionali a posto suo, e ha creato notevoli malumori. Però vedere che nella giunta comunale di Venezia ci siano dei ripasti al posto di Tommaello, che era di Scaltenigo di Milano, giustamente, vedere di nuovo Vallotto che è di Noale, vedere Danna che è di Mira e non essere più proprietà dei veneziani la giunta comunale, io spero che alle prossime elezioni, se c'è qualche veneziano che mi sta ascoltando, proprio gli asfaltino completamente e mandino a casa completamente questa giunta, perché meritano di essere mandati a casa, proprio per questo motivo, perché non è possibile che mezza giunta non sia di Venezia, è una cosa impressionante, una cosa obbrobriosa. Poi le elezioni regionali sono andate come sono andate, a me ha fatto dispiacere, anche se logicamente è un punto a nostro favore, il fatto che sia andato a votare il 44% delle persone, perché vuol dire che anche il Veneto purtroppo si sta seguendo questa onda, diciamo, di malessere che a livello nazionale già si applica ormai dappertutto, già c'è dappertutto, e pensavo che il Veneto cercasse di fare in maniera di tenere un po' botta, diciamo, ci fosse questa, e invece abbiamo visto Toscana al 34%, la Puglia avete visto che dati, e il Veneto trovarsi davanti a questa realtà. Io sinceramente sono uno di quelli che non è andato a votare, ma per un unico motivo: intanto il mio partito non è rappresentato perché non avevamo trovato, diciamo, corrisponsione d'amorosi sensi con altre liste, perché non avevamo individuato qualcuno con cui poter correre, poi perché appunto all'interno delle liste non c'era nessuno che potesse rappresentare quello che noi volevamo, l'indipendenza e l'autonomia, perché tutti hanno parlato di indipendenza e autonomia, però se voi andate a vedere i programmi che sono stati presentati, i programmi di cui la gente ha parlato tanto anche all'interno di questo studio, nessuno l'ha più ripreso in mano. Qualche balla farlocca ogni tanto di qua e di là, la gente non l'aveva nemmeno scritto sul programma, e trovarsi di fronte a boccarioli del genere ha fatto bene la gente che è rimasta a casa, perché la gente che è rimasta a casa non è vero che non ha più diritti, non è vero che non ha il diritto di lamentarsi, perché ha pienamente il diritto, perché se non riesce più a identificarsi nella politica veneziana, nella politica veneta, ha tutto il diritto sia di lamentarsi che di restare a casa. Allora, grazie Pizzolato.